infila subito, molto vicino, quasi c'è il contatto, Scherano arriva a raddrizzare Ciconte, riprende le operazioni del attento a non superare la seconda. Marteghi a Luna Vacca mantiene un angolo molto molto vicino, grande vicinanza di Fiore, viene la traiettoria più alta, motore testa coda di Pagani, dice l'errore anche Castellani, ma al 2 giro di Cup questo confrontare Pagani arriva quasi al contatto, vicinissimo all'interno della traiettoria, passa Castellani però chiude e apre è velocissimo Monteverde, lo ricordiamo a 134 all'ora,